41esimo, 4 minuti per recupero al termine. Catania in vantaggio per 2-0. Mascara si è liberato di Brighi che rinviene su di lui, va giù Mascara, poi si rialza, cerca il numero, alla fine guadagna rimessa laterale. Con le mani lo stesso Mascara, Baiocco, Obinna, palla in verticale, può distendersi il Chievo, Pellissier fermato dall'ottima chiusura di Sardo. Minelli all'indietro per Stovini, gestisce il possesso di palla il Catania. Lancio in verticale per Rossini, di testa prolunga, palla fuori ma guadagna secondi preziosi il Catania. 40 primi, 43 secondi. Catania 2, Chievo 0, sta vincendo il Siena. In questo momento il Chievo è in Serie B. Avanza Mantovani. Pallone innocuo per Pantanelli. È arrivato il momento di indicare l'uomo partita Sky, Franco. Ma guarda, sinceramente Baiocco mi ha impressionato oggi per come ha giocato, per cosa ha fatto, la posizione in campo. Credo Baiocco sia stato il miglior giocatore in campo, però io premerei tutti quelli del Catania, veramente tutti i giocatori, tutti i 22 in campo, veramente è difficile. Mantovani, Marcolini, chiude Stovini, non riesce ad evitare il fallo laterale Sardo, ci avviciniamo al 90esimo. Obinna, Marcolini, pallone per Obinna, si accentra Obinna, zona tiro, carica il destro, nessun brivido per Pantanelli. Questi sono fischi di paura, ragazzo, veramente. C'è il terzo gol del Parma sull'Empoli, ma Parma ormai da un pezzo in porta, al Parma basterebbe anche il pari per la salvezza. Al rilancio Pantanelli, abbiamo superato il 43esimo minuto del secondo tempo. Mantovani, palla in verticale, una sensazione che il Chievo ci creda pochissimo adesso. Ormai manca poco alla fine. Comunque se si può cambiare così, Maurizio, io premierei Rossini che ha sbloccato il risultato di questa partita. Pesantissimo quel gol. Sì, secondo me sì, ha fatto un grande gol. Rossini uomo partita Sky. Sul pallone arriva Vargas. In verticale per Mascara, un altro giocatore che ha giocato molto bene. Il lancio di Vargas è fuori misura, non può arrivarci Mascara. 43 primi, 52 secondi nella ripresa. Catania 2, Chievo 0. Catania con la vittoria è salvo, il Chievo con la sconfitta in Serie B. Lancio di Rickler, a voto cossato sulla pallone, prova ad arrivare Obinna, in vantaggio Vargas senza Fronzoli, palla spazzata direttamente sugli spalti. Ormai non si può giocare più, quindi è giusto che sia. Saranno 3 minuti di recupero e il Chievo deve riuscire nell'impresa di segnare 2 gol in 4 minuti. Non filtra il pallone di Malagò, con il sinistro ci prova Malagò, ci sono 2 palloni in campo, uno viene ributtato. Mantovani di testa, stacca Sardo, sul pallone ancora Mantovani. Prova a sfondare Mantovani, viene fermato. Poi la chiusura di Brighi e c'è rimessa laterale a favore della Catania. Gioco fermo, ci avviciniamo al 90esimo. Queste sono le lacrime, la delusione dei giocatori del Chievo. Sì. Dispiace perché la simpatia di questa società, di quella squadra, del presidente. Lancio di Stovini, stacca Rossini, pallone arriva a Squizzi, Rickler, palla in profondità, cerca Cossato, il pallone non arriva. Izco, siamo entrati nella fase di recupero. Vargas con decisione, Rickler deposita però il pallone sui piedi di Baiocco. Mascara, il Chievo non ci crede più. Baiocco, Mascara, Baiocco fa girare palla il Catania. Izco, Mascara, si propone Izco a sinistra, spazio più rapido rispetto a Rickler che va a chiudere, potrebbe puntarlo Izco ma poi decide di fermarsi, di guadagnare secondi importanti. Mascara, Obinna si sacrifica in copertura, per un attimo ferma Mascara ma c'è Izco, cambia nella zona di Sardo. Rossini, si gira bene Rossini, Sardo
cerca la soluzione personale, fermato Marcolini, può ripartire il Chievo, ma mancano 2 minuti alla fine e il Chievo ha bisogno di 2 gol. San Marco segue il pallone Brighi, spinge Brighi, il pallone per Obinna, Cossato, si propone Obinna, il tackle di Minelli, l'autore del gol del 2-0, riparte Mascara, il Chievo al morale a pezzi, Mascara in verticale per Vargas, la chiusura di Rickler, Vargas più che affondare vuole mantenere il possesso di palla, non lo trova per il contatto con Rickler, c'è rimessa dal fondo per il Chievo, Pulvirenti adesso decisamente più rilassato, Caserta al suo fianco, 46 primi, 40 secondi, 80 secondi alla fine, Catania 2, Chievo 0, il Chievo prova a riaprire una partita che però sembra adesso segnata. Una grande impresa del Catania, Maurizio. In testa Cossato, allora che non filtra, arriva Brighi, finta il tiro, poi viene chiuso. San Marco, palla nella zona di Obinna, il tiro cross di Obinna, pallone che si impenna, spazza Mascara, almeno ci prova, ancora un campanile, poi di testa Izco, si avventa sul pallone Lucenti, ultimo minuto di partita, pallone recuperato da San Marco, Marcolini ha un buon sinistro, lo carica, palla fuori, il Catania in Serie A e il Catania è in Serie A, 47 primi, 26 secondi, 2-0 per il Catania, il Chievo deve solo sperare in un'impresa della Lazio. Non è facile, quindi non è facile, però l'impresa l'ha fatta il Catania, se mi permetti, una squadra che ha giocato Pulvirenti pronto a festeggiare, Marino non sta nella pelle, Spinesi concentratissimo, il rilancio di Pantanelli, 47 primi, 47 secondi, si continua a giocare, il Catania in vantaggio per 2-0, Sardo attaccato da Brighi, perde palla, riparte il Chievo, guarda il cronometro Rizzoli, fischietta in bocca, finisce 2-0, il Catania ottiene la salvezza, rimane in Serie A. Il Chievo adesso deve sperare in un'impresa della Lazio, si gioca ancora a Siena, è festa grande per il popolo catanese, una salvezza che sembrava neanche in discussione a un certo punto della stagione, poi il crollo verticale in coincidenza con i tragici fatti del derby, piange San Marco, lo consola Del Neri e allora evidentemente è finita anche a Siena. Allora andiamo a bordo campo con Massara e Nosotti, sono lì proprio nei pressi dei giocatori mentre impazzisce il presidente Pulvirenti, prima però il super spot, si gioca ancora, aspettiamo un attimo, 10 secondi alla fine a Siena, si gioca ancora, Siena 2, Lazio 1, il Chievo per restare in Serie A ha bisogno di un gol della Lazio, il Catania è salvo, si gioca ancora a Siena, è finita a Siena, è finita, il Siena è salvo, il Chievo è in Serie B, super spot. Catania battendo 2-0, il Chievo con danni veronesi alla Serie B e conquista la salvezza. Decisivo il gol di Fausto Rossini. Vai Massara. Sì Maurizio, dicevi tu, decisivo, le lacrime sul volto di Fausto Rossini. Cosa si prova dopo una stagione così difficile a firmare le gol che vi tiene in Serie A? Proprio per questo, stagione difficile. Mi sono sentito un po' escluso, questa è la rivincita per tutto l'anno. Basta, solo questo devo dire. Dopo il derby, dopo Catania-Palermo, la vostra stagione è completamente cambiata. Cosa è successo? Quello è solo un alibi, un sacco di problematiche che non abbiamo capito, non sappiamo ancora spiegare, però con questa partita ne siamo usciti a testa alta. Dirà di qua con tante assenze, con tanti problemi, con degli squalificati, cosa ci voleva oggi per vincere? Cosa ci ha messo di più il Catania? Un grande gruppo, solo questo, un grande gruppo, a differenza di quanto dicano gli altri. Perché dici mi sono sentito un po' escluso? Per varie problematiche che non sto qua a spiegare, spiegherò a chi di dovere. Grazie a Fausto Rossini. Maurizio. C'è Pulvirenti impazzito, Franco. Beh, giusto, questa è un'impresa, lasciamelo dire Maurizio. È una squadra che ha giocato senza pubblico quasi all'inizio del campionato fino adesso, quindi non è facile, quindi io ho giocato, so cosa vuol dire giocare a porte chiuse, quindi complimenti al Catania, dispiace per una società come il Chievo per quello che aveva fatto, però complimenti a tutto quello che c'è stato, società Catania, giocatori, tutto l'ambiente, complimenti a tutti. Questo è il riassunto statistico
ma restiamo con l'immagine della festa, del risultato statistico, non importa niente a nessuno. Continuiamo a vedere anche le immagini, queste davvero fanno tenerezza, le immagini dei giocatori del Chievo, dei tifosi. Sono arrivati da Catania, quanti chilometri hanno fatto, quindi... È il calcio, la festa dei giocatori e dei tifosi del Catania, le lacrime di giocatori e tifosi del Chievo. Adesso su Sky Sport 1 avrete la possibilità di avere tantissimi collegamenti dagli spogliatoi. Il Catania resta in Serie A. Speriamo che resti anche lo Monaco, che ha detto che va via, no? Lo sentiremo. Intanto c'è la curva che è impazzita. Sono le immagini di festa, ma vorrei sottolineare anche la straordinaria compostezza dei tifosi del Chievo, la grande festa dei tifosi del Catania, la straordinaria compostezza dei tifosi del Chievo, meritano un applauso. Chiudiamo qui, il Catania resta in A, il Chievo a testa altissima, retrocede però in Serie B, ma non solo i giocatori, anche i tifosi del Chievo dimostrano comunque di meritare la Serie A. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Buonasera a tutti. Con le immagini nella festa per la salvezza del Catania, io proverei a sentire chi è lì a bordo campo per raccontarci qualcosa. Andrei con Marco Nosotti. Marco, vediamo un po' se ci sentono, capirete che sono stati travolti dai festeggiamenti, una liberazione autentica. Ecco, Marco Nosotti, sì, ti sentiamo. Ciao Marco. Eccoci qua. Perfetto, buonasera, ecco perché qui c'è tanta festa, la gioia è strabordante ormai da ogni parte, lo stadio si sta svuotando, ma i tifosi sono tutti qua sotto, vicino alla porta dello spogliatoio per festeggiare, e qui c'è con me anche il tecnico Marino che abbiamo trattenuto perché voleva correre a festeggiare, perché chi l'avrebbe detto a questo punto, dopo tutto quello che vi era capitato, che ci potesse essere questo epilogo, perché vivevate soltanto sui nervi a un certo punto questa gara. Ma sì, sono partite difficili, tra l'altro siamo arrivati con qualche problema di organico, però abbiamo avuto una forza di reazione notevole, aiutati dalla gente. Nelle ultime 2 partite abbiamo avuto la fortuna che hanno aperto le porte, anche se in campo neutro, e la gente ci ha potuto aiutare e abbiamo fatto un pari col Milan, e questa vittoria è importantissima oggi, quindi siamo contenti per la salvezza, perché è stata diciamo da febbraio in poi è stato tutto in salita e comunque meritavamo di salvarci. Quanto è stato difficile passare dai complimenti, dagli encomi da parte di tutti, perché eravate lì a giocarvi in zona Champions quasi, e poi trovarvi lì a lottare per la salvezza? Eravate mentalmente pronti? Ma all'inizio no, all'inizio abbiamo sofferto tantissimo, solo nell'ultimo periodo ci siamo un po' ripresi come prestazione, quindi però la società è stata diciamo così molto vicina alla squadra, vicina all'allenatore, e non hanno messo in dubbio mai né i ragazzi e neanche l'allenatore, quindi è una coerenza che alla fine per il risultato che abbiamo ottenuto hanno avuto ragione. 2 vittorie dopo quella maledetta, tragica notte che ha segnato la vostra vita, la vita di tanti tifosi del calcio italiano, ma soprattutto la vita della famiglia Raciti. Ora si sente in questo momento di gioia per voi forse di rivolgere un pensiero alla famiglia Raciti? Ma sicuramente quando c'è di mezzo la perdita di una vita umana non ci sono parole, quindi abbiamo sofferto noi in questo periodo, però non c'è paragone per quello che è successo il 2 febbraio, quindi mi auguro che non succedano più di queste cose e che le famiglie vadano allo stadio per vedere solo lo spettacolo. Lei se ne andrà da Catania, è finita la storia? Sì, penso di sì. Penso. A te, Ilaria. Abbiamo parlato di tante cose legate a questo presente del Catania. Adesso una domanda è per lei. Che succede nel suo futuro?
Ma io credo che il mio, diciamo così, mandato è scaduto, nel senso che abbiamo fatto 2 anni fantastici e credo che quando uno fa delle scelte bisogna farle razionali. Credo che ho dato tutto, ho ricevuto tantissimo da questa società e quindi diciamo che forse è meglio cambiare nel momento in cui la gente ti chiede, ti vuole tanto bene, ti chiede di rimanere. Secondo me questo è il momento anche di cambiare aria, ecco, lasciare un buon ricordo. Sono arrivato, diciamo così, in sordina, in silenzio, abbiamo vinto un campionato, abbiamo sofferto quest'anno, però ripeto, l'importante è che gli obiettivi che mi sono stati chiesti sono stati raggiunti. È strano però, perché generalmente si tende ad andare via nel momento in cui appunto la piazza non ti vuole più, quando invece c'è una voglia della piazza, no? Dove va? Vedi, non ci accontentiamo mica. No, Che per succede? ora vado a casa a Marsala a farmi un po' di vacanza. E quando si fanno delle scelte non bisogna farle a seconda se uno ha qualche richiesta o meno o qualche possibilità. È chiaro che qualche interessamento ci sarà, spero che ci sarà nelle prossime settimane, però per ora credo la decisione non è inerente a questo. Ecco. Va bene, Marino, grazie, in bocca al lupo per le scelte ponderate. Noi ci auguriamo di rivederla, insomma siamo un po' romantici in questo senso, lei era stato molto bravo nell'inizio di stagione fino a quel 2 febbraio, quindi ci auguriamo di rivederla al suo posto. Arrivederci, buon riposo. Grazie, buona serata.